Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea e scusateci per il ritardo ma abbiamo avuto un problema tecnico. Buongiorno Sveva e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. E allora Sveva ti chiedo subito conferma, tutto ok vero con la condivisione schermo e ovviamente mi sentite? Sì, ora tutto ok, abbiamo risolto. Perfetto. E allora oggi sabato 24 maggio, rassegna stampa di Radio Libertà, sempre con tantissimi temi di cui ci dobbiamo occupare e intanto l'annuncio di Trump che ha minacciato di imporre all'Unione Europea dazi al 50% dal 1° giugno e il commento del nostro ministro Giancarlo Giorgetti, il ministro appunto italiano dell'economia, che però ha assicurato che sul fronte dei dazi alla fine comunque verrà trovata una soluzione ragionevole. E già lui aveva fatto capire che una soluzione che potrebbe essere proprio sul modello dell'accordo che è stato raggiunto tra Stati Uniti e Regno Unito. E infatti oggi il Corriere della Sera riporta proprio le sue dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti di ieri, intervenuto al Festival dell'Economia di Trento ed era intervenuto in videocollegamento proprio dal Canada, dove è in corso questo G7 dei ministri delle finanze. E ovviamente parleremo di questo, ma parleremo anche del giallo di Garlasco e delle minacce di fatto che sono state rivolte addirittura al direttore Feltri. Oggi lui le commenta anche su Libero, sul Tempo, ma affronteremo anche il tema poi della sanità e nello specifico quello dell'assistenza domiciliare. Ecco, un modello, quello che è un modello proprio di eccellenza per la nostra sanità. E ne parleremo con Matteo De Sio, come sapete conduttore sempre per le magiche onde di questa radio, e con anche Vincenzo Marra, che molti di voi già conoscono, consigliere comunale per la Lega Busto Arsizio, infermiere libero professionista, lui collabora con il Dipartimento Sanità della Lega. Siccome poi le vostre opinioni per noi contano e sempre, quindi terremo il consueto filo diretto con voi, potete sempre intervenire quindi chiamando allo 0292 94 7222 3 volte 2 finale, potete scrivere i vostri messaggi nei commenti sotto la diretta Facebook, quindi sia delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare anche i vostri messaggi vocali sempre al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Vi ricordo che potete seguirci sempre dal televisore, quindi al canale 252 del digitale terrestre, ma anche ovviamente dal canale digitale della radio DAB, dalle pagine Facebook, dicevamo, di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet www.radiolibertà.net, sempre aggiornato, sempre con tanti aggiornamenti, tante news, tanti approfondimenti, naturalmente anche dall'app di Radio Libertà, quindi per i principali sistemi operativi sia iOS che Android. E poi, per chiudere questa panoramica sulle nostre coordinate, sui nostri social, anche quindi dal canale YouTube. E naturalmente se siete stufi di questo panorama mediatico che è dominato dal politicamente corretto, no, da questo totalitarismo soft che però si sta impossessando un po' sempre dei media, potete abbonarvi a Radio Libertà, sostenerci, basta veramente poco per aiutare questa radio che appunto rappresenta un unicum in tutto questo panorama e quindi potete andare sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Ma allora iniziamo subito con la rassegna stampa partendo proprio da Libero. Io qui ve l'ho condivisa la prima pagina appunto del quotidiano Libero, vedete il giallo di Garlasco, sull'impronta di Sempio c'è il sangue di Chiara. Il perito di Stasi, secondo noi le nuove tecnologie lo dimostreranno. Un'immagine scattata prima dei rilievi che potrebbe cambiare la storia. E poi quello che stavamo anticipando, cioè la minaccia di Trump all'Unione Europea al 50% a partire dal 1° giugno e poi la solita conseguenza che è quasi un riflesso pavloviano, quello del panico di alcuni mercati finanziari e insomma tanti esponenti leghisti hanno sempre detto innanzitutto nervi saldi, ecco, bisogna mantenere la calma, evitare questi contraccolpi, anche perché poi avete visto come erano state riprese le trattative, come è stato ripreso il filo del dialogo, poi subito è avvenuto un rimbalzo borsistico e non bisogna appunto farsi cogliere dal panico, ma è quello che è successo. Ci risiamo Donald Trump
spara di nuovo sui dazi, i mercati crollano e tanti, in attesa che la tempesta rientri, no, hanno iniziato appunto a vendere, massiccia richiesta di vendita e quindi poi prezzo che scende e si bruciano così i miliardi in borsa. Ma a proposito di sparate, dobbiamo commentare quella appunto della Elly Schlein, e cioè appunto della segretaria del PD che spera in una vittoria del centrosinistra, non solo poi in queste tornate di amministrative, ma che ipotizza, no, un mega rilancio di tutta la coalizione. E su questo oggi scrivono appunto sia il nostro direttore di Radio Libertà Giovanni Sallusti, qui vedete su Libero, Dimensioni parallele, e sia poi Alessandro Sallusti invece nel suo editoriale per Il Giornale. Schlein che in fuga dalla realtà, pronti al voto, dimensioni parallele, e qui giustamente, ironicamente, Giovanni Sallusti si immagina una Schlein marziana che sta su Marte, che sta in un altro mondo, forse ancora più distante da noi dell'iperuranio platonico. La cronaca politica a volte è semplice, squarcia il velo di palazzo, si condensa in un'immagine. Qui l'immagine è Elly che sconfigge Elon Musk, l'uomo che è appunto più ricco del mondo, si è inventato tutto quell'apparato tecnoscientifico industriale che dovrebbe garantirgli lo sbarco su Marte nei prossimi anni. Ma la donna più immaginifica del mondo è Elly. Qui vi ci porto subito a pagina 14 per questa riflessione che insomma è anche amara, perché poi quanto, no, vieni seguita da certo establishment nel PD, per queste sue sparate, visto che poi alla fine, conti alla mano, guardando, no, la media dei sondaggi, si evidenzia che dove starebbe, questa rimonta, questa possibilità di comunque sorpassare e superare il centrodestra. E invece Elly Schlein ha scelto un altro formidabile mezzo di trasporto, qui prosegue, no, Giovanni Sallusti, cioè la retorica. Ha scelto di credere alla propria propaganda e su Marte c'è già arrivata. Da lì, da un altro pianeta, parla ormai Elena Ethel Schlein, segretaria del PD, partito dadaista, avanguardia purissima. Eh sì, appunto, dadaismo ultra surrealista verrebbe da dire. Siamo pronti per elezioni anticipate, sentite. Lei appunto in fuga dalla realtà. Elly si sente in partita, aveva assicurato pochi giorni fa uno dei massimi divulgatori di quel fenomeno fantapolitico che è lo schleinismo, Fabrizio Roncone del Corriere della Sera. Tanto che nel PD, ci informava il collega, si sta già dedicando a sistemare le caselle del Totoministri, essendo il governo del fronte progressista, già campo largo per i nostalgici del centrosinistra, ultimo erede delle accozzaglie olivesche, chiaramente imminente. Sì, si immaginano già un cambio di governo, già un ritorno, no, alle elezioni. Sicuramente non difetta l'autostima ai compagni arcobaleno, il rosso è ormai un colore reazionario, puzza troppo di fabbrica e proletariato, verrebbe da aggiungere, no, lo possiamo lasciare a rizzo a questi pericolosi nazionalbolscevichi. Del resto da Marte la Terra deve apparire piccina, un'appendice dei propri desiderata, ma è ancora niente rispetto all'eccesso di ottimismo della volontà, non mitigato dal pessimismo della ragione, come pure consigliava il compagno Gramsci. Mostrato ieri questo ottimismo della volontà, mostrato ieri da Elly al Festival dell'Economia di Trento. Elezioni anticipate? Spero di sì. La stessa speranza la coltivano molti capicorrente Dem, è quello che vi dicevo, in tanti che la seguono. A questo punto forse il verbo da usare è assecondare, perché questi sono appunto fantasie, mezzi deliri, ecco. La stessa speranza la coltivano appunto in tanti all'interno del partito Dem, perché come da tradizione ci scorgono la possibilità di liberarsi della segretaria attraverso la sconfitta. Ma non diteglielo, non interrompete il monologo marziano. Siamo preparati, assolutamente competitivi, la partita è già aperta, sentite le parole, aperta, apertissima, praticamente spalancata, come certifica l'ultima supermedia dei sondaggi AGI Utrend. E infatti, conti alla mano, dicevamo, Fratelli d'Italia è dato stabile al 30%, 8 punti sopra il PD, un'incollatura, Lega e Forza Italia che stazionano entrambe attorno al 9%, ma sapete poi la Lega comunque poi in altri sondaggi viene indicata anche già sopra il 10.
Il che, prendendo il centrosinistra canonico, rosso-verdi e cespugli vari, produrrebbe il seguente risultato al cardiopalma tra coalizioni. Quindi vittoria, pensate, 48% contro il 30%, vittoria appunto per il centrodestra, 48-30. Ma per Elly invece c'è questa possibilità di vittoria che si immagina solo lei e soprattutto, no, che crede le elezioni imminenti. Se vogliamo indulgere in ottimismo schleniano e considerare il Movimento 5 Stelle parte integrante dell'alleanza, rimane comunque un vantaggio di 6 punti del centrodestra, oggettivamente un'anomalia dopo metà legislatura. In ogni caso, su Martelli dà il matrimonio con Giuseppi per cosa fatta. E poi questi sondaggi, sapete, ovviamente tengono anche conto, devono tener conto di quelle che potrebbero essere le simulazioni sui tanti collegi uninominali maggioritari, dove poi comunque il centrodestra ha dimostrato di essere praticamente competitivo ovunque e vincente ovunque, se non magari proprio nei feudi, nelle roccaforti rosse della Toscana, dell'Emilia Romagna. Del resto questa visione della Schlein poggia su un'altrettanta salda visione invece del mondo comune. Sentite, siamo testardamente unitari perché il nostro avversario è la destra e quindi come al solito, no, si fa capire che lì nel campo largo si è tutti assieme allegramente, no, e festosamente, proprio perché c'è soltanto un avversario comune, un nemico comune, altrimenti non ci sarebbe un accordo, non ci sarebbe una chiara volontà politica, un programma comune. Non fare vincere gli altri, un'agenda nitidamente propositiva costruita sui bisogni diffusi nel paese che ha sempre garantito le fortune elettorali della sinistra, anche perché tutte le forze alternative alle destre, scandisce Elly, sono unite attorno ad un programma concreto. E quale sarebbe? Questa volta non ce n'è per nessuno. Il primo punto del programma è l'asso di briscola, un capolavoro di concretezza, qualcosa per cui sarà necessario transennare i seggi elettorali per contenere l'assalto del popolo della sinistra, posseduto da un rinnovato entusiasmo. Sarà infatti, e quasi ci spiace scriverlo, per i liberali conservatori non c'è nessuna possibilità di recupero, secondo lei, no? La partita da aperta diventa chiusa, chiusissima, praticamente serrata. Un programma che parla di prossimità. Aveva proprio ragione Roncone sul Corrierone della Sera. Elly ha rinunciato alle supercazzole imparate a memoria, le supercazzole appunto di monicelliana memoria. È passata direttamente ai nonsense intergalattici, da Marte è tutto, bacioni a Elon e ovviamente una conclusione ancora più ironica e beffarda, ma spiace dirlo, di fronte a questi deliri così si può commentare, ecco. Ma restando sul Libero di oggi, sempre su pagina 14-15 c'è poi l'articolo di Andrea Morigi, che sapete era stato nostro ospite. Lui appunto scrive sul Libero, collabora anche con Radio Maria, era stato nostro ospite quando abbiamo provato ad immaginare, ecco, delle ipotesi di pontificato di Leone XIV, come potrebbe essere, sulla scorta di quello che ha detto, di quello che ovviamente lui ha testimoniato in tutti questi anni come vescovo, come comunque servitore della Chiesa. Allora, vedete, Roma vista come anticristo da parte della Russia di Putin, che ha rifiutato appunto il Vaticano come sede dei colloqui. Lavrov aveva spiegato, ma sarebbe poco elegante, no, far tenere questi colloqui nella sede proprio di quella confessione religiosa del cattolicesimo che alla fine non è la religione, diciamo, principale tra i 2 paesi contendenti, belligeranti, visto che sono 2 paesi, la Russia e l'Ucraina, ortodossi, con chiese autocefale certo, ma comunque principalmente ortodosse. Ma c'è di più, perché Andrea Morigi spiega che appunto da questo punto di vista il Vaticano, nella narrativa magari di una certa Russia ultranazionalista, viene visto proprio come alla fine una sorta di sì, potere religioso legato a quell'Occidente nichilista, ateo e anticristico. Putin non va dal Papa, per lui è l'anticristo e Mosca la terza Roma, capitale dell'impero. Per questo motivo è rifiutata l'offerta della Santa Sede. E allora vedete qui Andrea Morigi spiega: il nemico a tutti gli effetti per questa Russia
e l'Occidente corrotto e secolarizzato come se i territori ex sovietici non lo fossero in misura maggiore per l'eredità nichilista lasciata da 70 anni di socialcomunismo e quindi di materialismo storico dialettico, marxismo vero e proprio. Dell'Europa, vista come una mera appendice del continente eurasiatico, la Chiesa cattolica è considerata all'incirca il turiferario, cioè quello che si presta a incensare l'altare dell'anticristo. È il motivo della guerra metafisica contro il satanismo occidentale proclamata sin dal 6 marzo 2022 dal patriarca di Mosca Kirill. E qui appunto spiega Andrea Morigi che oltre al pretesto del galateo, viene definito galateo, no? Quando Lavrov ha giudicato inelegante far tenere appunto questi colloqui, questi negoziati in un paese cattolico, o meglio addirittura nella sede proprio della cristianità, quella cattolica. Lui appunto aveva affermato: non è elegante che paesi ortodossi discutano in una sede cattolica delle questioni relative all'eliminazione delle cause fondamentali, fra le quali cita il percorso di distruzione della Chiesa ortodossa ucraina da parte delle autorità di Kiev. E quindi l'ipotesi era stata giudicata irrealistica, cioè che il Vaticano riceva delegazioni di 2 paesi ortodossi in queste condizioni. E Lavrov lì si riferiva al fatto che comunque effettivamente nell'Ucraina di Zelensky le chiese ortodosse, che dipendono però appunto dal patriarcato di Mosca, hanno visto delle notevoli restrizioni. E allora, oltre al pretesto del galateo, c'è un po' più di sostanza, la chiosa di Morigi. C'era poco da illudersi anche prima, visto che, pensate, nei libri di preghiere distribuiti alle truppe dell'Armata Rossa, il capo del Cremlino è definito l'arcistratega, che è il titolo spettante niente meno che a San Michele Arcangelo, il principe delle milizie celesti, nella guerra apocalittica e metafisica contro il maligno per affermare la vittoria del regno divino. E insomma, non sfugge nemmeno agli ucraini che, per esempio, Sua Beatitudine il patriarca cattolico di Kiev, Sviatoslav Ševčuk, lo spiegava alla Repubblica il 15 maggio scorso: laddove arriverà l'occupazione russa, la nostra Chiesa sarà distrutta, e anche la Santa Sede, se dal Cremlino fosse vista come una minaccia alla stabilità russa. E insomma una lettura molto forte, un'interpretazione molto dura che sicuramente può essere vista come discutibile su questa netta contrapposizione della Russia putiniana che si richiama così tanto all'ortodossia, ecco questa netta contrapposizione rispetto invece al papato, rispetto alla cristianità cattolica. E poi l'editoriale, qui vedete sempre a pagina 15 di Libero, l'editoriale Riflessioni di Daniele Capezzone questo sondaggio shock, la sinistra americana che condanna a morte Trump. E qui lui cita anche l'analisi che ha svolto il professor Luigi Curini, il politologo Luigi Curini, che sapete spesso è il nostro ospite su Radio Libertà, e cioè su questa estrema ormai polarizzazione anche emotiva a livello politico negli States, ma non solo, e vengono citate appunto queste statistiche per cui ormai le opinioni politiche sono sempre più polarizzate ed è quasi difficile, no, il dialogo tra chi la pensa in maniera opposta parte da posizioni politiche così lontane. Infatti spiegano in questa analisi che ha svolto Luigi Curini, che viene citata da Daniele Capezzone, che pensate oggi 38 americani su 100 considererebbero addirittura giustificabile l'assassinio di Trump. Pensate che orrore. Che già qualcuno almeno 2 volte ha provato a farlo secco, come ricorderete. Ben 31 considerano giustificata l'eliminazione di Elon Musk. Ma attenzione, se si restringe il campione agli elettori di sinistra, le percentuali addirittura schizzano fino rispettivamente al 55% e al 48%. Non solo, anche senza arrivare all'omicidio, 6 progressisti su 10 ritengono accettabile danneggiare un'auto Tesla a causa di ciò che essa rappresenta. E i più scatenati in questo odio, in questa polarizzazione, lo confermano tutte le ricerche, qui vi leggo dalla conclusione, sono i progressisti. Curiosa nemesi.
Loro, i progressisti, i democratici che amano parlare di diversità, ma quando la differenza si manifesta sotto forma di un'idea non coincidente con la loro, avvertono la tentazione insopprimibile di schiacciarla. E Orwell stesso resterebbe a bocca aperta perché qui, no, il bipensiero, la trasformazione proprio della lingua e ovviamente anche le storture ideologiche che sono sottese Pier a Vittorio, queste scusami se ti trasformazioni. interrompo, dovremmo Sì. fare una pausa. Sì, perfetto. Allora, ecco, finiamo questa pausa al volo. Vedete, Orwell stesso resterebbe a bocca aperta perché la parola diversità è una parola in codice per intendere esattamente l'opposto, perché qui quando si cita, la diversità, da parte dei dem, dei progressisti, in realtà loro hanno in mente il conformismo, l'omologazione. Brutta storia, non ne verrà niente di buono, conclude qui Daniele Capezzone. E allora Sveva, piccola pausa, break, noi ci ritroviamo fra pochissimo. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Sveva. Allora dicevamo veramente inquietanti, agghiaccianti i risultati di questo sondaggio, di questi dati, no, sulla polarizzazione, ma anche poi proprio sulla rabbia evidentemente di questi democratici, di questi progressisti che considererebbero, no, in America giustificato l'eliminazione di Trump, di Musk. Abbiamo visto i dati addirittura che riterrebbero accettabile danneggiare un'auto Tesla. L'estate scorsa, qui vi cito anche quest'altra parte, ve la leggo, sono usciti negli Stati Uniti dati ancora più terrificanti. Qualcuno ha quotato, pensate, appena al 4% il numero dei matrimoni politicamente misti, cioè quelli tra repubblicani e democratici, rispetto al totale dei matrimoni celebrati negli ultimi anni. Eppure una ricerca dell'American Enterprise Institute, basata su un campione di persone single, sia repubblicane che anche democratiche, registrava una indisponibilità di circa 2/3 degli interpellati ad avviare una relazione con un partner politicamente schierato dall'altra parte. Cambia tantissimo, insomma, la situazione rispetto, per esempio, agli anni '60. Anche qui è il professor Curini che ha citato in passato una ricerca americana, perché appunto negli anni '60 meno del 10% degli americani si sarebbe sentito triste se il proprio figlio o figlia si fosse sposato con un elettore di un partito diverso dal proprio, laddove adesso, 50 anni dopo, il dato sfiora il 50%. Avete capito bene, mezza America non tollera l'idea di un pranzo domenicale con parenti di opinione politica diversa. E questo dà proprio l'idea, insomma, di una situazione così divisiva e polarizzata. Ma dobbiamo correre, quindi rimaniamo però nell'area sempre, diciamo, dei quotidiani più legati all'area di centrodestra, andiamo sulla Verità, visto che appunto il tempo ci tiranneggia, e allora qui la rivelazione della Verità di oggi sulle prossime mosse dell'Unione Europea, con i suoi progetti qui appunto vengono definiti demenziali, che per di più vogliono far pagare noi. La UE ci prova, perché, occhio ai risparmi, la vicepresidente Ribera ammette che stanno studiando i mezzi per poterli utilizzare, i mezzi appunto del risparmio privato. Lei li vuole per il Green Deal, Ursula per il riarmo, contro il quale tuona Papa Leone XIV, che ribadisce l'offerta del Vaticano come sede negoziale, ma Lavrov frena, no, abbiamo visto. Poi la sparata degli Stati Uniti, trattare con Bruxelles è inutile, dazi al 50% da giugno, borse giù. E allora, vedete qui le critiche sul piano del riarmo di Ursula von der Leyen, di fatto indirettamente anche appunto dallo stesso pontefice, che ha detto che poi questo riarmo, spesso è a scapito proprio delle persone più deboli, dei soggetti economicamente più fragili. Poi vedremo anche dal Fatto Quotidiano di oggi questa analisi sulle conseguenze del riarmo, addirittura poi è il Fatto Quotidiano, anzi vi ci porto subito un secondo, che spiega come poi è la stessa BCE che fa capire come le conseguenze saranno esiziali, anche così dannose, anche e soprattutto per il welfare, con tagli di bilancio. E lo dice la BCE che oltretutto lo vuole. Vedete, qui vi ho portato un secondo a pagina 2 del Fatto Quotidiano di oggi: guerra in Ucraina,
bombe e diplomazia, il riarmo significa tagli e tasse, parole della BCE che però lo vuole. E basta aspettare, perché alla fine dicono, scrivono tutto, il riarmo europeo, come tutto il resto, non è un pasto gratis e comporta una strutturale e profonda modifica dei nostri bilanci pubblici. In definitiva, visto che l'economia è politica, del nostro modello sociale anche, quindi più alla difesa, meno al resto, significa meno spese sociali e o più tasse. Non è una deduzione del fatto, ma quanto sostiene la BCE, peraltro appoggiando i piani della von der Leyen nell'ultima Financial Stability Review. E qui si cita appunto l'espressione pasto gratis. Vi ricordate che ci eravamo occupati anche del libro di Veronica De Romanis, Il pasto gratis, 10 anni di spesa pubblica senza costi apparenti, perché è sempre così, ovviamente è un maggiore aggravio di spesa, abbiamo detto, questo è un piano monumentale, imponente, ci dicevamo ma qual è la necessità, la ragione d'essere, come se la Russia volesse invadere l'Europa, come se avesse poi la capacità di poterlo fare con una guerra convenzionale. Abbiamo visto tutte le difficoltà comunque incontrate in questi ormai quasi 3 anni, no, di guerra in Ucraina, e allora sicuramente questo riarmo non è un pasto gratis. Ma ritornando sulla Verità, l'inchiesta della Verità di oggi, a proposito proprio di questo piano di riarmo, vedete qui scrivono Tobia De Stefano e Stefano Graziosi: Bruxelles segue la linea indicata da Enrico Letta e Mario Draghi, quindi usare i risparmi dei cittadini, in tutto circa 33.000 miliardi, per finanziare i suoi progetti, a partire dal Green Deal per arrivare al piano di riarmo. La vicepresidente della Commissione Teresa Ribera rivela: serve il mercato unico dei capitali. Stiamo discutendo in che modo è possibile utilizzare le risorse dei privati. Intanto Leone XIV mostra grande preoccupazione ai vescovi, quelli dell'Unione Europea, questo organismo, no, che riunisce le conferenze episcopali del continente. Teme che la corsa all'acquisto di mezzi per la difesa possa ridurre l'impegno sociale verso i più deboli. Rinnovata anche l'offerta del Vaticano come sede del negoziato tra Kiev e Mosca per arrivare a una pace giusta e duratura, quella appunto in Ucraina, ma la frenata di Lavrov che pone nuovi dubbi sulla legittimazione di Zelensky. Eh sì, perché sapete, l'idea della Russia è proprio questa, soprattutto di Putin, non voler riconoscere Zelensky come partner, continuare a sostenere che di fatto poi con i poteri emergenziali e la sospensione, no, delle nuove elezioni viene appunto dipinto come un presidente, un leader che non è stato democraticamente rieletto. E a proposito invece della Verità di oggi, non possiamo dimenticare però quello che si riporta a pagina 11 sul caso appunto dello spionaggio ai danni di Casarini, che era nato appunto con il governo Conte. E allora vi ci porto qui, vedete, no, tanto sulla prima pagina di oggi anche della Verità la riflessione di Maurizio Belpietro su questo, altro che Watergate di Meloni, fu la sparata di Renzi. Casarini spiato quando Conte governava con il PD. C'è puzza di regime, tuonava Luca Casarini mesi fa, è uno scandalo, Meloni non può continuare a nascondersi, deve rispondere, aggiungeva a marzo Ellis Line. Il bomba, meglio noto come Matteo Renzi, in vista del lancio del suo nuovo libro la sparava ancora più grossa. È il Watergate italiano, promettendo poi che ne avremmo viste presto delle belle. Tutti insieme, PD, Movimento 5 Stelle e AVS, che pretendevano, no, chiarimenti su questa vicenda. Appunto vi ci porto a pagina qui 11 della Verità di oggi. E qui vedete, no, viene ripreso il titolo per la sezione giustizia e politica. Tutti che addirittura poi pretendevano appassionatamente, assieme questi del campo largo, l'istituzione di una commissione d'inchiesta che accertasse i fatti dello spionaggio ai danni di Casarini, ma non una semplice del Parlamento nazionale italiano, no, un organismo di Bruxelles, perché il caso di spionaggio ai danni di giornalisti e attivisti delle ONG pro-migranti era, secondo l'opposizione, una vicenda talmente grave da richiedere l'intervento di un'autorità superiore alla nostra. Non bastava quindi un'indagine della magistratura, un accertamento del Copasir, cioè appunto dell'organo bicamerale che vigila sui servizi segreti. Serviva di più, molto di più, cioè un passo ufficiale dell'Europa. Per settimane, ecco, la sintesi, esponenti di spicco del centrosinistra come la Schlein, Bonelli e Renzi hanno ignorato le risposte di Palazzo Chigi.
E poi invece queste captazioni preventive, appunto ai danni di Casarini, tanti altri attivisti ONG e giornalisti legati all'area, ecco, queste captazioni preventive sono state concesse nel 2019 dalla magistratura rispettando le norme previste dal codice. E qui spiega Belpietro, l'aspetto più incredibile della faccenda non è che le captazioni siano state disposte come vuole la legge dalla magistratura, ma che le autorizzazioni risalgono al periodo in cui in carica non c'era come premier Giorgia Meloni, bensì Giuseppe Conte, e dunque l'autorità delegata a controllare i servizi segreti era Grillina. E allora lo spionaggio a carico di Casarini e compagni, quindi, se reca un marchio, è quello pentastellato. Dunque il Watergate di Trastevere, il puzzo di regime, le ombre di governo, risalgono tutte a quando a Palazzo Chigi risiedeva l'opposizione di adesso, che ora invece protesta. Perché è vero che l'avvio delle intercettazioni risalirebbe al periodo dell'alleanza fra grillini e leghisti, ricordate appunto il primo governo Conte, ma poi sarebbero proseguite per tutto il tempo in cui 5 Stelle, PD, con Renzi a far da levatrice, sono andati a braccetto. E vi ricordate insomma le piroette di Conte prima, che si fingeva sovranista, che cercava di vincere il confronto, no, anti-immigrazione con la Lega, e poi che si rimangiava tutto, rinnegava quel percorso. E la Commissione europea, sollecitata dalla sinistra per appunto gettar luce su questo scandalo, beh, ora non se ne parla più. Anzi, interpellato sulla questione, proprio dal Fatto Quotidiano, Giuseppe Conte ha invocato, pensate, il segreto di Stato. Insomma, è calato il sipario su una commedia all'italiana. Neonati uccisi e sepolti in giardino, avvia il processo a Chiara Petrolini, la prima udienza sarà il 30 giugno, qui cambiamo proprio totalmente argomento, vedete sempre siamo a pagina 11 della Verità di oggi. Chiara Petrolini, da 21enne che è accusata di aver ucciso con premeditazione e sepolto i 2 figli neonati nel giardino di casa, andrà a processo in corte di assise a Parma. La prima udienza fissata per il 30 giugno alle 9:30, lo ha deciso il GUP, appunto il giudice dell'udienza preliminare, Gabriella Orsi, nell'udienza appunto preliminare. Secondo l'accusa, la giovane avrebbe assassinato i figli appena nati al termine di gravidanze di cui tutti erano all'oscuro. Questa veramente, sapete, ricordate, una notizia agghiacciante per la cronaca nera. Ma invece per quanto riguarda sempre il rapporto tra giustizia e politica, pensate cosa vien fuori per l'inchiesta di Sorrento. Mazzetta a Sorrento, coinvolto pure il portaborse di Pina Picerno. I PM hanno emesso un decreto di perquisizione, ma lui smentisce, mai avvenuta. Se ne occupa di questa vicenda Mirella Molinaro, che appunto sintetizza qui nell'incipit del suo articolo con: compare anche il nome di Giuseppe Razzano, collaboratore della vicepresidente del Parlamento europeo per il Partito Democratico Pina Picerno, quindi compare nelle carte dell'inchiesta il collaboratore appunto della Picerno. L'inchiesta Sistema Sorrento. E questo questa appunto filone di indagine che riguarda l'operazione che poi ha condotto all'arresto in flagranza di reato proprio del sindaco di Sorrento Massimo Coppola, beccato mentre intascava una mazzetta. Il primo cittadino e il suo staffista Francesco Di Maio sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza della compagnia di Massa Lubrense nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore capo Nunzio Fragliasso. Il sindaco Coppola è accusato di aver intascato una tangente da 6.000 euro da un imprenditore. Gli inquirenti hanno accertato l'esistenza di presunti illeciti che sarebbero stati commessi in particolare nell'assegnazione di appalti a Sorrento. E da quanto è emerso, l'advisor della vicepresidente del PD Picerno non risulta tra le persone indagate e destinatarie delle perquisizioni, ma il suo nome compare nel provvedimento emesso dalla procura, in cui si dispone la perquisizione delle persone indagate, ma anche di tutte quelle che si trovavano nei luoghi perquisiti o che per il loro atteggiamento, per i loro rapporti con le persone indagate, possano far nascere il sospetto di occultare documenti o altro. Ma nella mattinata di ieri, quando circolava la notizia di perquisizione a carico di Razzano, l'imprenditore di Maddaloni ha immediatamente replicato: non ho subito alcuna perquisizione, non mi è stato notificato alcun provvedimento. Sono pronto a tutelare la mia immagine nelle sedi opportune. Però dalle carte dell'inchiesta appunto viene fuori il nome di Razzano più volte e soprattutto le indagini partirebbero proprio dai sospetti su un appalto alla società Comunicando
di cui lui risulta legale rappresentante. Si tratta di uno degli appalti sui quali la procura vuole fare chiarezza. La Comunicando è una società di consulenza che si occupa di organizzazione di campagne di comunicazione pubblicitarie, che però, secondo gli investigatori, non era in possesso di uno dei requisiti richiesti nel bando di gara. Infatti, il fatturato della società sarebbe dovuto essere pari al valore posto alla base dell'asta per gli ultimi 3 esercizi. E quindi, questo è quello che potrebbe, no, far preoccupare Razzano, che risulta appunto come il legale rappresentante di questa società che si occupa di consulenza, di campagne di comunicazione, di cui lui è legale rappresentante, è lui che però è anche l'advisor della Picerno. E siccome il filone riguarda appunto appalti a queste società, perciò appunto gli inquirenti vogliono anche far luce su questa vicenda, su queste vicende, e perciò il suo nome è finito tra le carte. E poi l'imprenditore Razzano nel 2019 ha svolto il ruolo di capo della segreteria politica di Bruxelles, proprio per appunto per la Picerno. In passato è stato anche responsabile nazionale della comunicazione dei giovani del PD. Ma rimanendo, ecco, sulla verità, andiamo a pagina 13, facciamo 'sto salto di 2 pagine, perché c'è un'altra inchiesta sul passato della Silvia Salis, candidata a Double Face. Ci occupiamo dell'altra Salis, no, che si era già offerta al centrodestra, che teneva tutti questi rapporti con il centrodestra ligure, che spendeva anche delle parole evidentemente di apprezzamento per il buon governo ligure del centrodestra, e che poi si è rivoltata contro in questo modo. Vedete qui, scrivono Giacomo Amadori e Fabio Amendolara: vicino all'ex governatore ligure Toti, l'aspirante sindaco del Campolargo è stata la testimonial di comune e regione. E infatti, no, viene spiegato, qui vedete anche le foto che vi condivido, legami da sopra in senso orario: Silvia Salis insieme all'ex sindaco di Genova Marco Bucci e all'ex governatore della Liguria Giovanni Toti. Eccola qui, no, per questa competizione di Ocean Race. Proprio durante questo evento la candidata imposa insieme a Bucci e poi un post su Facebook di Toti, in cui veniva citata anche lei. Nessuno meglio di Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e vicepresidente del CONI, scriveva Giovanni Toti, poteva dimostrarlo, cioè che ogni bambino può essere il più forte del mondo se lo si lascia libero di inseguire i propri sogni. Quindi comunque da questo passato emerge, no, una forte collaborazione con il centrodestra, salvo poi dicevamo che lei si è schierata contro. Matteo Rosso, per esempio, di Fratelli d'Italia, ricorda: quando Riboli mi ha parlato c'era anche un assessore, Francesco Berti Riboli, cioè l'amministratore delegato e proprietario appunto di questa società che si occupa di consulenze per architetture. Allora vedete, qui spiega Matteo Rosso, Riboli mi aveva parlato che c'era anche un assessore e disse che la Salis era sempre stata vicina al nostro mondo, quello del centrodestra, e che voleva avere un ruolo più forte nella nostra città, nella nostra regione. Ci disse che le avrebbe chiesto: "A quale partito ti senti vicina?" E lei avrebbe risposto, sempre la Salis: "A Forza Italia." E allora Riboli avrebbe detto di averle organizzato un incontro, ma che poi la cosa sarebbe morta così. E quindi Francesco Berti Riboli, amministratore delegato e proprietario con la sua famiglia della clinica Montallegro, rettifico esatto, della clinica Montallegro, altro illustre rappresentante della cosiddetta Genova Bene e grande amico della Salis. Insomma, pensate, anche l'ex presidente della regione Toti, da anni che definisce la Salis e il marito regista Fausto Brizzi amici di famiglia. Per esempio ha presentato il libro della vicepresidente del CONI, La bambina più forte del mondo, persone con cui ha lavorato gomito a gomito. Brizzi ha girato diversi spot promozionali della Liguria, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni in questi giorni di campagna elettorale. Un totiano di ferro che ci ha chiesto di rimanere anonimo per non tradire la consegna del silenzio del vecchio leader, accetta però di spiegarci il fenomeno Salis, che insomma da quello che stiamo sentendo sembrerebbe allora un fenomeno di pura ambizione, di puro calcolo elettorale, chissà, di arrivismo politico. L'hanno candidata per intercettare quel mondo che aveva votato per Giovanni, un mondo che non si riconosce nei partiti di destra, che è liberal sui diritti civili e sociali,
e conservatrice invece in economia. È stata messa lì per attirare in una regione tendenzialmente progressista i voti dei renziani o quelli in libera uscita da Forza Italia, ma anche quel 20% di elettori che sceglieva Toti, gente che vive nei quartieri preferiti dall'alta borghesia, per esempio Carignano, nel Levante cittadino, e che ha il portafoglio a destra, commercianti, manager, armatori, medici, avvocati, broker assicurativi, e idee su aborto, fine vita, unioni civili e gay pride molto più liberal che Teocon, e perciò si spiegherebbe, no, questa intemerata. Nel 2023 lei è stata nominata dall'allora sindaco Marco Bucci ambasciatrice di Genova nel mondo ed è stata la madrina della regata Ocean Race, quella che citavamo, competizione internazionale portata in città dal comune. Disse: in questo momento Genova è al centro del mondo su questo tema, ma in particolare è stata testimonial di Genova capitale europea dello sport, sempre con Bucci sindaco. A proposito di questo ruolo, circola in rete un video intitolato, ovviamente il rimando è alla poesia di Giacomo Leopardi, Silvia, rimembri ancora quando ammiravi la Genova del centrodestra, e che ricorda alcune dichiarazioni, questo video virale dell'ex atleta olimpica. Insomma, quella stessa città adesso dovrebbe, visto che lei prima scriveva, affermava: Genova è una città che sta cambiando, la percezione degli eventi sportivi è cambiata fortemente, di questo sono orgogliosa perché 20 anni fa mi sono dovuta trasferire a Roma per poter preparare le Olimpiadi, e qua ovviamente la verità precisa: a quelle Olimpiadi però lei si era piazzata al 36esimo o al 42esimo posto, non tra i primissimi, e ha pure aggiunto: il fatto che Genova stia diventando sempre più sportiva è il segno di una città che sta andando verso il futuro. Questo che diceva lei la Salis prima, ma adesso la città dovrebbe allora invertire la rotta e tornare al passato votando lei, la compagna Salis. Lei appunto ha rinnegato questo suo passato di collaborazione o comunque di stima per il centrodestra ligure. E poi sempre a pagina 13 vi segnalo anche quest'altra ipotesi sulle stragi mafiose, il generale Strada che rilancia in TV la pista mafia e appalti per le stragi, intervistato dal programma Far West, condotto appunto da Salvo Sottile per Rai 3, l'ufficiale svela i dettagli sul coinvolgimento di Rina. E quindi questo è un altro filone che si somma invece a quello della pista nera, che oggi viene smentita da Filippo Facci sul giornale di oggi, proprio Il Giornale, poi lo andiamo a prendere, a pagina appunto 11 di oggi del giornale. Ma qui invece Francesco De Gese ricostruisce questa ipotesi comunicata appunto dal generale in pensione Domenico Strada, ex comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Palermo, che appunto ha riaperto in TV questa questione. Si parla di appalti, proprio nel programma di Salvo Sottile, del dossier mafia appalti. Cosa Nostra entrava in questo sistema con la messa a posto, ha affermato Strada, e la messa a posto nello slang della mala vuol dire che l'impresa deve pagare il pizzo. Ma non era solo una tangente pagata alla famiglia mafiosa del posto, ha spiegato l'ex militare. Si trattava anche dell'imposizione di manodopera, forniture e subappalti. Un passo oltre il pizzo, un passo dentro il sistema. E ha precisato il generale, ha precisato appunto il Domenico Strada, che questa era un'idea proprio di Totò Riina, tant'è che Brusca, poi appunto Giovanni Brusca, diventato collaboratore di giustizia, racconta che il Riina gli disse: fai conto che questa è un'impresa mia. Insomma, per anche suffragare questa tesi, che cosa viene ricordato, citato? Che per Strada l'inchiesta che stava seguendo proprio Borsellino su questi appalti per la mafia conteneva anche il possibile movente dell'omicidio del giudice invece Paolo del giudice Paolo Borsellino, e poi del giudice Falcone. Infatti sabato 18 luglio del 92, il giorno prima della strage, Borsellino prelevò personalmente dagli archivi della procura il faldone sull'omicidio dell'imprenditore Luigi Ranieri, ucciso 4 anni prima. Il giorno dopo saltò in aria in via D'Amelio. Non è un dettaglio, lo conferma una nota del procuratore aggiunto Vittorio Aliquò, datata il 17 ottobre del 92. Nel cercare il fascicolo Ranieri trovò solo un foglio firmato da Borsellino in cui il magistrato annotava di averlo preso proprio il 18 luglio. Un'ultima consultazione prima di morire. Insomma, un mosaico, questo su imprese, appalti e morti ammazzati, che Borsellino probabilmente aveva cominciato a ricomporre, e una pista della quale in TV non si era mai parlato.
Ma allora, siccome ve l'ho accennato, andiamo anche sul giornale di oggi per invece leggere e commentare questo articolo di Filippo Facci in cui smentisce l'altra ipotesi sulla pista nera per queste stragi mafiose. Allora ve lo apro, intanto passiamo sulla prima pagina del giornale di oggi, vedete con l'editoriale, anche questo che avevamo anticipato, sulle sparate di Elly Schlein che si sente è già pronta per andare al governo, per vincere l'elezione. Solo Elly sente aria di ribaltone. Qui appunto lo scrive Alessandro Sallusti. Siamo pronti ad andare al voto, ha detto ieri la segretaria del PD Elly Schlein, e ha aggiunto siamo preparati, assolutamente competitivi, la partita insomma è già aperta. E quindi l'assurdità di queste affermazioni, perché spiega Sallusti, Alessandro Sallusti, il fatto principale è che non si vota domani e neppure dopodomani, mancando quindi anche il motivo e l'interesse a terminare anzitempo questa esperienza di governo che lui scrive, salvo terremoti, arriverà alla sua conclusione naturale, cioè l'estate del 2027. In realtà la coalizione del centro-sinistra è lungi dall'essere quel sol buon carico di entusiasmo descritto dalla segretaria del PD. Quel poco di movimento che i sondaggi registrano da quelle parti è tutto interno alla coalizione, cioè il travaso di voti tra PD e 5 Stelle. Se sale un po' il PD scendono i 5 Stelle e viceversa. E Renzi è impantanato su cifre più che modeste. Calenda addirittura potrebbe traslocare nel campo avverso. Avete sentito, no? I segnali, i movimenti lì nel campo centrista con Calenda che forse starebbe pensando ad accordi con il centrodestra. Insomma, non c'è nessun segnale di risveglio, di slancio, di cambio dell'area che tira, e non saranno le pagliacciate parlamentari, pensate a Maggi che si è travestito da fantasma, queste pagliacciate parlamentari che imputano a Giorgia Meloni tutti i mali non solo dell'Italia ma del mondo intero. Ecco, non saranno queste pagliacciate a invertire la tendenza dei sondaggi, dei movimenti elettorali. E la conclusione quindi di Alessandro Sallusti, prima cioè che le opposizioni interne portino a termine con successo il tentativo già in atto di disarcionarla strada facendo, la Meloni. Non dico questo con particolare compiacimento, ma una democrazia sana si basa sulla possibile alternanza tra forze che si candidano a guidare il paese e non, come accade da anni, tra una che si candida in modo responsabile a tutelare, a salvaguardare gli interessi dell'Italia e l'altra invece che fa di tutto per rovinarla inseguendo fantasmi fascisti, ecco, i fantasmi invece di Maggi, e poi sessi fluidi, utopie irrealizzabili nella pratica. Il fine lavoro mai di Luigi Mascheroni, qui sempre sulla prima pagina del giornale, che ovviamente dedica anche spazio allo scudetto vinto ieri dal Napoli, scudetto e delirio, un trionfo targato Conte, Conte che si conferma insomma allenatore carismatico, in grado poi sempre di vincere, di comunque veramente creare squadre competitive. E ovviamente chissà, anche il capitano Matteo Salvini, che è milanista, magari rimpiangerà il fatto che la scorsa primavera si pensava a un suo possibile, no, ingresso proprio nel Milan, e invece appunto così non è stato quando si diceva di Conte al Milan. Luigi Mascheroni invece che commenta questo dato che viene dalla Danimarca, cioè come un governo Monti qualsiasi ha portato l'età del pensionamento a 70 anni, la più alta in Europa. Attualmente l'uscita dal mondo del lavoro è fissata a 67 anni, come in Italia, ma ora salirà a 68 nel 2030, 69 nel 2035 e 70 nel 2040. E qui giustamente il commento: Elsa Fornero ha inviato un telegramma di congratulazioni alla premier Mette Frederiksen del Partito Socialdemocratico. È proprio così, ci stiamo qui attrezzando noi italiani, conclude Mascheroni, che abbiamo il vantaggio del calo demografico e una spesa pensionistica fuori controllo. Personalmente pensiamo ci siano ampi margini di miglioramento. E quindi la conclusione tragicomica, verrebbe da dire quasi fantoziana: obiettivo 75 o anche 80, ma a questo punto di età, no? Chi ha detto che in pensione si debba arrivarci da vivi? Domanda appunto da teatro dell'assurdo. Ma vi stavo citando l'articolo di Filippo Facci, ci andiamo a pagina 11, c'è anche la riflessione di Felice Manti sulle mafie che sono deboli, si iniziano a perdere le periferie come sta succedendo con il modello Caivano. E allora prima del break, adesso delle 9, vedete ecco qui ve lo ingrandisco, ecco adesso ve lo zoomo meglio,
Il modello Caivano: senza le periferie la mafia è più debole, di Felice Manti. La mafia non è sconfitta, non ancora, resiste nonostante sforzi investigative, normative durissime e il sacrificio di eroi, appunto come Giovanni Falcone, morto 30 anni fa a Capaci. Perché? Perché è un interrogativo a cui risponde il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, l'uomo che ha arrestato Matteo Messina Denaro, che era latitante a casa sua. E cioè che purtroppo queste mafie continuano ad esercitare un fascino. Qui si parla di fascinazione che avviene in Calabria, nei quartieri feudo, dove si decidono anche gli esiti elettorali, ma anche in Campania, dove l'attrazione per la camorra è addirittura esibita. Agire su questo elemento, osserva il procuratore, non è un compito della magistratura o delle forze di polizia. Cosa può fare la politica? Provare a espugnare questi fortini, non con passerelle o blitz improvvisati, ma con azioni pianificate nel tempo che trovino nella società civile, dove c'è, nella Chiesa e nelle agenzie educative del territorio, dei validi alleati. Quello che appunto è successo a Caivano, dove oggi interverranno anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo a un evento proprio sulla legalità. E poi quello che vi anticipavo, Falcone usato per rilanciare la pista nera, 30 anni fa la strage di Capaci, Filippo Facci che appunto commenta: capaci davvero di tutto, di tanta miseria, di infinito squallore, perché 3 decenni passati a incolpare ingiustamente Silvio Berlusconi per tutte le stragi mafiose degli anni '90 e adesso, ora che i tempi e il governo sono cambiati, un altro squallido tentativo di deviare le colpe nei dintorni di piste nere vagheggiate. Pochi giorni Pier fa Vittorio, scusami, Fiat dobbiamo di fare la Mel pausa. ah sì, 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 giusto, 9:01 Sveva e allora piccolo break e noi poi ci ritroviamo per quest'ultima parte della rassegna stampa. Fra pochissimo. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Pier Vittorio, di nuovo a te la linea. Alle 9:10 chiamerò i 2 ospiti, va bene? Perfetto, assolutamente sì. E allora, vedete, vi leggo qui il commento, come stavamo dicendo, di Filippo Facci su questa ipotesi della pista nera, e lui appunto spiega che comunque c'è una verità giudiziaria che si è formata, che è quella della Suprema Corte di Cassazione, perché svincolo di Capaci 23 maggio del '92 non sembra ieri, no, manco per niente, sono passati 33 anni e c'è ancora chi cerca di giudicare impunito ciò che è punito, di trovare esecutori già trovati, incarcerati da decenni, di individuare mandanti che or son tutti in galera oppure al Camposanto, perché non basta mai, non c'è limite. Dietro Capaci c'è molto altro, titolava ieri Repubblica, e il rischio di nuovi veleni, faceva eco il Corriere della Sera. 2 articoli da vietare nelle scuole di giornalismo, scrive Filippo Facci, una miscela di frasi mischiate a caso, schiave di fonti squalificate e condannate alla senescenza, di deviati mentali con lo sguardo impallato. Non esiste niente di cui si sappia davvero tutto, ma della strage di Capaci sappiamo molto. Ecco, questa è giustamente la precisazione, perché si può ancora chiedere, no, di far luce, di comunque cercare di chiarire alcuni aspetti che sono rimasti appunto in zone d'ombra, sotto questi coni d'ombra, però si sa già molto. E qui scrive Facci, quello che già sappiamo molto di questa strage si divide tra verità giudiziaria e verità storica, incisa nella pietra ormai immutabile persino il tempo siciliano e galantuomo, verità a cui hanno lavorato forze dell'ordine, investigatori, magistrati, uomini di carne e di sangue che appunto credevano e credono nelle istituzioni. L'istituzione più alta della magistratura, appunto la Corte di Cassazione, nel 2002 ha confermato l'ergastolo, saltate l'elenco se vi annoia, appunto per i vari Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella, Giuseppe Calò, eccetera, eccetera. Costoro
sono sia i mandanti sia gli esecutori materiali della strage. Ripetiamo, i mandanti e gli esecutori. E sappiamo tanto altro oggi. Sappiamo che Falcone fu ucciso perché la mafia corleonese voleva farlo fuori già dall'82, quando lui individuò i percorsi del denaro, quel giro affaristico che passò dagli stupefacenti agli appalti, che fu ucciso dalla mafia per il colpo imperdonabile inferto alla mafia, nome effettivo Cosa Nostra, come precisò Tommaso Buscetta, all'eroico maxi processo di Palermo, quello che Falcone condusse appunto con Borsellino, Giuseppe Ayala e Pietro Grasso. Fu ucciso perché aveva plasmato la super procura assieme al guardasigilli Claudio Martelli, questo a dispetto di resistenze fortissime a destra, a sinistra soprattutto, ma non di meno nelle file dei suoi colleghi. Falcone fu ucciso con una decisione pianificata nell'autunno del 91 dalla cosiddetta commissione, la cupola, forse a Castelvetrano, Trapani. Dapprima volevano ammazzarlo a fine febbraio 92 a Roma, ma il piano saltò per ragioni che oggi paiono risibili. L'esecuzione era prevista in un ristorante, ma i killer che fecero i sopralluoghi confusero il locale Il Matriciano, nel quartiere Prati, con la Carbonara, Campo dei Fiori, dove pure Falcone andava. Rimandarono. Falcone poi fu ucciso lungo un percorso di terrore che portò anche alle successive terribili stragi del 93. Perché non c'è una causa sola, certo, ma una fu decisiva e riguardava la terribile verità che Falcone aveva già fatto balenare il 15 marzo 91 a Palermo, quando disse la mafia è entrata in borsa, perché aveva capito che dietro la quotazione del gruppo Ferruzzi c'era Cosa Nostra. Lui, Falcone, come Borsellino, capì nei 57 giorni che poi separarono appunto Capaci dalla strage di Via D'Amelio, sapeva dell'accordo siglato nella sede palermitana della Calcestruzzi tra Cosa Nostra e gli industriali del nord, tra i quali figure legate a Confindustria, Impregilo, De Bartolomeis e la Cogefar del gruppo Fiat, più tanti altri. Ecco che cosa c'era scritto nel famigerato dossier Mafia Appalti che, anticipata Tangentopoli, come persino Antonio Di Pietro ha dovuto ammettere a processo, un dossier circolato come un fantasma e curato dal Ross dei Carabinieri di Mario Mori, qualcosa che la magistratura, compromessa col potere, cercò in tutti i modi di far sparire, riuscendovi. Ora è tutto scritto nelle sentenze e molto timidamente, da poco anche nelle cronache, anche in un paio di libri. E quindi il generale Mori, per esempio, in commissione antimafia, è intervenuto un paio di settimane fa e ha detto quanto era necessario. Coi 5 Stelle poi a parlare vergognosamente di depistaggio di Stato, anche se sono morti che camminano, uccisi dalla storia, la storia, quella con la S maiuscola, quella di Giovanni Falcone, che onoriamo ancora oggi, mentre di loro non servirà traccia, appunto, di tutti questi antimafia di professione, ma un'antimafia fasulla e molto fantasy, per non dire altro. A proposito, ovviamente, di questi ricordi della strage, quindi della morte di Falcone, io vi apro anche qui Quotidiano di Sicilia di oggi, con la riflessione anche di Mattarella. Vedete, questa è la prima pagina del Quotidiano di Sicilia di oggi, ricordando Capaci, il presidente Mattarella a dare continuità allo sradicamento della mafia. L'editoriale poi di oggi, invece, di Carlo Alberto Tregua su questa pace difficile da raggiungere, questi negoziati che sono in saliti tra USA e Russia, Trump e Putin, Zelensky, una comparsa. E insomma lui qui scrive la questione ucraina, ecco che ve lo provo a zoomarvelo, vediamo se forse così lo riuscite a leggere meglio. Ecco, la questione ucraina, seppure sembra sia stata trattata in secondo piano, non è poi tanto difficile da risolvere, solo che Trump faccia capire all'attore presidente ucraino Volodymyr Zelensky che il tempo delle chiacchiere è finito. Quelle balle del tipo vinceremo la guerra o l'altro tipo come ci devono restituire i territori non hanno alcuna cittadinanza, perché sono due presupposti che impediscono la cessazione di questo conflitto. E questi sono argomenti che vengono ripresi anche oggi, per esempio, sul Fatto Quotidiano, di nuovo da Travaglio, che spiega, vi ricordate quando a Zelensky era stato fatto credere che avrebbe potuto vincere la guerra, si era lanciato anche poi nella controffensiva del Kursk, sappiamo com'è finita. Ecco, sono state tutte chiacchiere e tutte illusioni, perché adesso che ci si siede al tavolo ci si rende conto che adesso l'Ucraina parte da condizioni più svantaggiose da quelle invece da cui partiva, per esempio, nei negoziati, quelle trattative che fallirono nel 2022.
Invece a pagina 3 il ricordo appunto di Mattarella per queste stragi, e allora vi ci porto da qui, ecco, zoomo anche questa parte, se no non la leggete bene, non si legge bene. Vedete ieri a Palermo la commemorazione della strage in cui morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, ricordando capace il presidente Mattarella a dare continuità allo sradicamento della mafia. La premier Meloni, un esempio che guida la nostra azione, Schifani, mai abbassare la guardia contro la criminalità organizzata. Il patrimonio non è stato disperso, almeno in ordine al metodo investigativo che i giudici Falcone e Paolo Borsellino avevano messo in campo con il pool antimafia diretto al tempo da Antonino Caponnetto. A ricordo del sacrificio e all'importanza di dover liberare il territorio dalla mafia, ma il ricordo non basta e allo sradicamento della mafia va data continuità cogliendo le sue trasformazioni, appunto ha detto ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E secondo il Capo dello Stato l'attacco feroce e sanguinario che la mafia compì 30 anni or sono a Capaci e che ripeté poche settimane più tardi appunto in via D'Amelio a Palermo costituisce una ferita tra le più profonde della nostra storia repubblicana. E sapete appunto Mattarella che ha perso anche suo fratello, ucciso anche lui dalla mafia. Ma allora, prima del collegamento con i nostri ospiti, volevo con voi aprire un secondo il Corriere della Sera, proprio perché faccio vedere la prima pagina di oggi, probabilmente l'avete già vista, no? Come sempre anche dal giornalone che le riporta tutte le prime pagine. Vedete, Trump minaccia la UE, dazi al 50%, tariffe al via da giugno, giù le borse, Moody's che promuove l'Italia, rating confermato, la prospettiva diventa positiva e poi a pagina invece 3 appunto di oggi, la riflessione di Giorgetti, stavamo citando, no, in collegamento con il Festival dell'Economia a Trento, serve un accordo, bisogna continuare a trattare l'obiettivo di un'intesa come quella con Londra. E infatti lui qui ha spiegato, è una trattativa, dice ancora Giorgetti, che è fiducioso lui, su questo si può arrivare a un risultato accettabile, non va abbandonata, anche se è chiaro che non finirà 0-0, ripete il ministro. La sua linea sul punto è quella messa in campo dalla premier Giorgia Meloni nelle ultime settimane, cioè smussare gli angoli e creare ponti. Sulla questione particolare dei dazi, questo non significa appoggiare incondizionatamente le pretese americane, cioè arrendersi, ma comprenderne le ragioni, cioè l'eccessivo deficit nella bilancia commerciale degli ultimi anni, a vantaggio dell'Unione Europea, a svantaggio del sistema produttivo americano, e quindi anche non condividendole fino in fondo, cercare di trovare una sintesi. Ma allora sono le 9:12, chiedo a te Sveva se ci abbiano già raggiunto i nostri ospiti in collegamento, perché se sì, allora iniziamo a parlare di sanità e di assistenza appunto domiciliare sul territorio. Pier Vittorio, abbiamo in onda Matteo De Sio e sto collegando anche Vincenzo Marra. Perfetto, grazie Sveva. Allora diamo il benvenuto a Matteo. Matteo, ci senti? Sì, vi sento, grazie per avermi qui. Grazie. Grazie Matteo. E allora, prima di iniziare a parlare, no, di sanità, ti faccio subito, ovviamente a te che sei il nostro faro sempre acceso sugli Stati Uniti, il commento proprio su questo annuncio che è stato definito una sparata. Evidentemente Trump sta continuando, vero, la sua strategia del Pier creare Vittorio, caos anche per l'altro ricreare equilibrio. ospite è in attesa. Ah, ci ha già raggiunto Vincenzo. Vincenzo, ci senti? Sì, buongiorno Pier Vittorio, grazie per l'invito, mi sento benissimo. Grazie a te Vincenzo, grazie per averci raggiunto, è veramente un onore. Allora Matteo, mettiamo in stand-by la parte dazi e America e vengo subito da te Vincenzo. Stavamo dicendo appunto che quando abbiamo anticipato il tema della giornata che sei appunto infermiere libero professionista, consigliere comunale per la Lega Busto Arsizio, collabori con il Dipartimento Sanità della Lega. E ovviamente oggi ci occupiamo, dicevamo, di questo tema perché spesso, no, sentiamo delle vere e proprie geremiadi sul sistema sanitario nazionale che sarebbe in crisi, che sarebbe sempre con una cronica insufficienza di fondi, ma viene ignorato appunto questo tema, no, dell'assistenza domiciliare che per molti è una vera eccellenza.
Su questo argomento verrà tenuto anche un convegno, no, il 31 maggio prossimo 21, con relatori anche proprio l'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri, anche il consigliere regionale della Lombardia Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia. Ma allora, Vincenzo, vogliamo sentire da te esattamente in cosa consiste questa assistenza domiciliare, come può essere attivata dal cittadino, perché è proprio una risposta del territorio ai bisogni del cittadino. Sì, allora, per quanto riguarda l'evento abbiamo pensato con una società con cui collaboro, perché io faccio l'infermiere libero professionista da ormai quasi 15 anni e quindi mi occupo di pazienti sul territorio. Abbiamo pensato proprio di creare questo evento che si terrà appunto il 31 maggio a Busto Arsizio, proprio per spiegare alla cittadinanza e coinvolgere anche i medici di famiglia dell'assistenza territoriale che dobbiamo dire nell'ultimo periodo, soprattutto dopo il Covid, ha avuto una notevole importanza, perché comunque, come accennavi giustamente te, l'ospedale sì, si fa carico del cittadino, ma poi una volta passata la fase acuta, per cui il cittadino chiaramente ha diritto, diciamo, alle cure ospedaliere, deve essere seguito al domicilio. Ma per essere seguito al domicilio, chiaramente in questo caso la presenza dell'infermiere è di notevole importanza, e soprattutto come deve essere seguito il paziente al domicilio. Di solito sentiamo parlare ad esempio di dimissioni protette, di cure intermedie, di ospedalizzazione al domicilio, e quindi il paziente come può venire a contatto con questa realtà importante, radicata notevolmente sul territorio lombardo. Basta, ad esempio, io mi occupo comunque di assistenza domiciliare. Nel caso, nei distretti ad esempio in cui è attivo questo servizio, io ad esempio seguo il distretto di Busto Arsizio, basta il cittadino che si rechi direttamente dal medico di famiglia, il quale con una semplice impegnativa rossa chiederà l'assistenza, prescriverà l'assistenza domiciliare. Il cittadino si recherà al distretto di competenza, quindi per esempio se abita a Busto Arsizio andrà al distretto di Busto Arsizio e sceglierà tra le società accreditate per avere questo servizio. Dopodiché cosa succede? Verrà contattato dalla società che ha scelto e uscirà gratuitamente, quindi per il cittadino è un servizio gratuito, un infermiere se necessita di assistenza infermieristica o un fisioterapista se necessita di assistenza fisioterapica. Come avviene il percorso? Il percorso si attiva praticamente in maniera immediata nell'arco delle 24 ore. L'infermiere si recherà al domicilio per assistere il paziente in base chiaramente al bisogno di cui ha necessità, per esempio se ha da fare un prelievo o una medicazione, una somministrazione di terapia, e l'infermiere stilerà un piano di assistenza individuale sul paziente in cui verranno erogate le prestazioni come avverrebbe tranquillamente in ospedale. Cosa significa però questo? Significa che comunque non andremo ad intasare l'ospedale che comunque ha un servizio di emergenza e urgenza. Dall'altra parte il cittadino comodamente da casa sua, senza spostarsi dal domicilio, avrà tutte le cure necessarie del caso, con l'avallo comunque sempre di medici specialisti e soprattutto del medico di famiglia. Chiaro, chiarissimo. E effettivamente poi molti magari non lo sanno, non sanno le modalità di Esatto. attivazione, e poi sentiamo invece spesso, appunto dicevamo, queste lamentele, geremiadi sul sistema, no, sanitario nazionale, e spesso una delle critiche è anche quella della carenza, per esempio, di personale. Lì vengo da te, Matteo, perché non so se anche te avevi pensato magari a quelle che potrebbero essere eventuali criticità, ad esempio per questo sistema, no, di assistenza domiciliare, se anche questo per esempio risente di una mancanza di organico, perché spesso sentiamo dire, no, le statistiche ce lo riportano, che c'è un disperato bisogno di organici per la sanità, di medici e infermieri, e ricordiamo che comunque la Lega per esempio ha ottenuto proprio la fine del numero chiuso dell'ingresso a medicina, perché è mancata la programmazione negli anni, i posti erano sempre ridotti, però poi alla fine c'era bisogno di medici, come c'è bisogno invece di medici nelle strutture appunto quelle ospedaliere. E allora Matteo, vengo da te, non so se anche te condividevi questa riflessione o comunque questa domanda che ci stavamo ponendo, se anche per l'assistenza domiciliare c'è magari una necessità di organici.
rafforzati. Sì, esatto, perché comunque Pier sa che personalmente è un argomento che mi tocca da vicino, e quindi volevamo chiedere innanzitutto quale sia la scelta quale sia il motivo della scelta, mi scusi, per aver deciso di fare la professione a domicilio, tra virgolette, e soprattutto se le misure che stanno prendendo ultimamente anche per riportare eccellenze italiane nel campo infermieristico, che sono purtroppo per l'Italia, ovviamente, non purtroppo per loro, perché giustamente bisogna sopravvivere, riportare eccellenze infermieristiche all'interno del nostro paese una seconda volta, se i piani, da quello che lei riscontra, siano poi utili proprio per chi fa la sua professione. Sì, allora, diciamo che io ho scelto di fare la libera professione perché comunque mi piaceva il discorso dell'infermiere libero professionista, proprio perché comunque è una realtà diversa da quella ospedaliera. A livello cittadino comunque hai un contatto maggiore col paziente, con la famiglia, il paziente si sente secondo me anche più coccolato, e anche, non lo nego, diciamo anche dal punto di vista diciamo di organizzazione del lavoro, a me è sembrato, quando ho iniziato a percorrere la libera professione, mi sembrava, diciamo, fosse migliore in quel momento anche per un discorso occupazionale ma anche di carriera. Se pensiamo che comunque adesso meno giovani decidono di intraprendere percorsi come le professioni sanitarie, vuoi perché sul piano economico non sono soddisfatti. Se pensiamo ad esempio a un infermiere in ospedale, guadagni intorno ai 1.400-1.500 euro, e questo comunque ha portato anche in questi anni a una fuga di cervelli verso gli altri stati. Vuoi perché in termini di crescita professionale in ospedale non ci sono, magari non sempre, ecco, perché non è che non ci sono mai, non sempre magari ci sono i giusti riconoscimenti, la libera professione potrebbe essere uno spiraglio, diciamo, un'opportunità diversa. Se consideriamo che comunque l'unica, dal punto di vista del servizio sanitario, le professioni sanitarie sono le uniche, a differenza di quelle medico, di quelle veterinarie, che non possono godere del diritto di esercitare la libera professione sia in modo indipendente che come dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. E proprio per questo comunque necessita, secondo me, di un giusto percorso di riconoscimento, anche perché questo potrebbe far sì che il paziente venga seguito, magari, faccio un esempio, dallo stesso professionista sia in ospedale e poi magari al territorio, cosa che oggi non potrebbe avvenire. Oppure, e quindi chiaramente anche l'infermiere stesso potrebbe essere gratificato dal punto di vista anche in questo caso economico. Oppure, ad esempio, come sentivo da poco, la proposta della legge dei contratti per i contratti giovani stabili e per i giovani che rientrano dall'estero, proprio l'onorevole Toccalini aveva fatto questa proposta della flat tax al 5% fino ai 40.000 euro, e poi avere anche degli sconti sugli oneri contributivi, o anche ad esempio era stato ipotizzato un'agevolazione fiscale per i ragazzi che ritornano nel nostro paese con un contratto a tempo indeterminato e un reddito fino a 100.000 euro. Queste ad esempio possono essere anche delle soluzioni, non dico magari risolutive, ma magari anche un inizio per far sì che comunque i giovani si rientrino nel nostro paese, quindi chiaramente si riduce la fuga di cervelli che c'è stata in questi anni, ma anche magari per quanto riguarda la professione infermieristica far ritornare comunque nei nostri ospedali infermieri, medici, professionisti comunque italiani che, avendo studiato nelle nostre eccellenti università, possono comunque svolgere il loro lavoro nel paese dove sono nati, dove sono cresciuti, dove sono affezionati.
Ecco Vincenzo, una motivazione sicuramente economica nel caso di una flat tax, no? Per poter incentivare, tu giustamente citavi questa proposta di legge che è stata depositata dall'onorevole Toccalini, presentata all'onorevole Toccalini, ma io penso anche che comunque sia forte anche quella che è una componente proprio ideale, perché alla fine questo è un lavoro, soprattutto quello infermieristico, che è di servizio al prossimo. Ricordiamo le parole per esempio di Papa Francesco che disse, cioè se Dio Padre potesse scegliere un lavoro farebbe quello dell'infermiere, proprio per la dedizione alla persona, come dicevi anche te, il contatto con le persone, e effettivamente è stato anche forse quello che ti ha diciamo stimolato, ti ha Assolutamente. motivato, tu che poi già ti interessi, no, comunque di persone, di comunità con la politica, e un altro Papa diceva che appunto la politica poi, se svolta bene, veramente nell'interesse della comunità, è una delle forme più alte di carità, lo diceva appunto Papa Montini. Esatto, esatto. Sì, diciamo che la passione per questo lavoro mi accompagna da sempre, cioè nel senso io ho sognato di fare questo lavoro sin da quando ero piccolo, proprio perché a me è sempre piaciuto aiutare le persone, aiutare a farle star meglio, e non nascondo che comunque dopo una giornata lavorativa, quando rientri a casa, il fatto di pensare di aver aiutato tante persone o fatto star meglio tante persone, o addirittura ad esempio quando penso a pazienti che hanno delle ulcere importanti e poi guariscono, è anche un motivo di orgoglio personale per dire caspita, questa persona sta meglio, sta bene, non ha più dolore grazie anche a me, in parte mia. E quindi comunque questo secondo me è anche un valore aggiunto, perché prima del lato economico, che a mio modo di vedere viene dopo, la prima cosa da considerare è: ti piace realmente il tuo lavoro, riesci a farlo, ti applichi con dedizione al tuo lavoro, e comunque secondo me sia tu devi dare al tuo lavoro il tuo tempo, la tua giusta passione ed energia, e poi chiaramente i risultati secondo me si ottengono, cioè nel senso il fatto di essere di andare da un paziente, il paziente comunque dice grazie per quello che hai fatto, secondo me è importantissimo, cioè è secondo me la cosa più bella che possa esserci, ecco, per il nostro lavoro. Assolutamente sì. E allora io vorrei chiudere, ecco, questa intervista, vi rivolgo una domanda a entrambi, no, Vincenzo e Matteo, una domanda un po' retorica e scontata, ma ci ricolleghiamo a quello che abbiamo letto prima dalla pagina 2 del Fatto Quotidiano di oggi, cioè la BCE che ha messo praticamente nero su bianco che questo piano di riarmo della von der Leyen significherà ovviamente anche tagli al welfare, e quindi ci si lamenta sempre, no, degli stanziamenti per il sistema sanitario che sono ridotti, perciò dico una domanda retorica: è inevitabile, Vincenzo, che un piano del genere, la Lega che è sempre vicina ai territori, alle persone, alle comunità, non può che continuarlo a bocciare, a maggior ragione se la stessa BCE ci scrive, che ci precisa, e guardate che questo piano di riarmo comporterà un taglio anche per il welfare. Assolutamente, cioè, io sono contro la guerra, contro ogni forma di guerra, visto che citavamo prima i papi, il nuovo Papa Leone XIV ha proprio nel suo primo discorso auspicato di costruire ponti per la pace, quindi sono d'accordissimo con la bocciatura da parte della Lega al riarmo, a maggior ragione poi se questo comporterebbe dei tagli alla sanità. Se già adesso, per dirti, tutti ci lamentiamo delle liste d'attesa, ci lamentiamo che il paese viaggia su linee diverse a livello regionale, chiaramente la sanità del nord è molto più efficiente della sanità del sud, se andiamo a tagliare ancora le risorse destinate al comparto sanità, in automatico va da sé che comunque il sistema andrà in sofferenza, e quindi poi per cosa? Per la guerra che comunque dovrebbe avere una fine, spero presto, anzi mi auguro che avvenga in maniera nel senso che avvenga presto, e comunque, ripeto, non sono assolutamente d'accordo sullo stanziare denaro, tolto la sanità pubblica, per una guerra che non dovrebbe esserci, a mio modo di vedere.
Assolutamente sì, come ha sempre ripetuto Matteo Salvini. E allora, ultimissimi secondi di flash per te, Matteo, visto che lunedì appunto ti rioccupi di America, con te la rido io l'America, a proposito di sanità, se magari ti occuperai anche del fatto che Trump, no, aveva annunciato questo ordine esecutivo per tagliare i prezzi anche dei farmaci sul mercato appunto americano. Esatto, e anche quello che sta venendo fuori, altro fatto diciamo di sanità molto importante, quello che sta venendo fuori per quanto riguarda l'assicurazione United Healthcare, che ricorderete con il delitto, purtroppo, perché comunque quando si perde la vita è sempre brutto, però della morte dell'amministratore delegato, che poi in realtà ha portato fuori, ha fatto venire fuori, tra virgolette, tanti fatti oscuri delle assicurazioni sanitarie che negli Stati Uniti, diciamo, purtroppo, oltre a farti pagare tanti soldi e metterti in difficoltà anche economicamente, poi in realtà il servizio non te lo offrono. Quindi ringraziamo, diciamo, i nostri sanitari pubblici, cerchiamo di trattarli bene, perché l'alternativa sarebbe veramente complicata, soprattutto per le nostre tasche. Assolutamente sì, hai detto bene. Assolutamente sì, perché no, vi ricordate il periodo della pandemia si diceva i nostri eroi, i sanitari, e poi ci se ne è subito dimenticato da parte di chi no, ha ripreso le aggressioni. Dobbiamo chiudere. Assolutamente sì, Sveva, abbiamo risuperato 9:30, sì, e quindi dicevo no, quindi ricordiamo appunto che quelli che chiamavamo gli eroi lo sono sempre, proprio per il loro servizio, la loro disponibilità continua. E allora grazie Vincenzo, grazie Matteo, grazie a te Vincenzo per la tua testimonianza, per tutto quello che realizzi, grazie a te Matteo anche per le anticipazioni per lunedì, grazie a te Sveva per la pazienza, grazie a tutti voi che ci avete mandato messaggi, non siamo riusciti a leggerle, o faremo poi dopo che vi risponderemo. E ovviamente buona continuazione qui su Radio Libertà. Buon fine settimana, ciao a tutti. Avete ascoltato la rassegna stampa.